Saluto a todos e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca qualsiasi sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una cosa che l'aggrada, risponde a unas cantas preguntas measa e nos consiglia qualche libro allegre. La prima puntata di questo podcast ha deciso apposta della vagressire su 27 di aprile, per aumentare Anthony Gramsci. Anthony Gramsci difatti morì su 27 di aprile del 1937 in Roma a pustir di 11 anni colato di espressioni del regime fascista e criminale di Benito Mussolini. In questa puntata mi faccio una ragionata con Roberto Roccu, benetuttesu e professore di politica internazionale su King's College di Londra. Con professor Roccu, che si innamora della vita di Gramsci, cominciando con le origini della famiglia sua, e appustisi che si innamora della pizzinnia di Gramsci in Sardegna, ma va d'amor mescamente su Gramsci pensadore marxista e antifascista, incerta di comprendere come mai Gallo in die Gramsci è susardo più sconosciuto in su mondo e forse pure in storia. A sa fine vos contamos pure un gossip che forse non tutti ischini su pre Gramsci. Tenete vos conto e istentate vos. E dunque, sospite de oggi este Roberto Rocco, come taponau, cominciamo questa ragionata e tanto, Roberto, parimus. Tutto bene, grazie. Grazie a me di aver mai invitato a ragionare di questa cosa che è importante per me e secondo me è importante per chi più urgente in discada della vita di Anthony Gramsci. Su grazie a questa tia che has accettato e che ha alleato su tempo per venire a scontare di questa cosa. E dunque, dove possiamo cominciare? Conta non mancare la vita di Gramsci. Posso narrare che personalmente su canto di vita che conosciamo più spago, forse scusto, e sta a narrare da quando è nascido fino a su 1926. Sì, della vita di Gramsci schiamo per me da quando si è cominciato si trasferì, si è mudato a Torino per studiare all'università, che poi conosce da gente che è diventata ad essere in Portumè dell'Italia repubblicana, come a Palmiro Togliatti o a Piero Sraffa. Ma è vero che schiamo più spago me da della vita che ha fatto in Sardegna. Anthony Gramsci nasce sul 1891 in Ales. Su Babbo tripalei a cue come ufficiale del suo registro in comune, essendo fissardo. Gramsci infatti non è un San Benato sardo. Vado una idea in Albania che si narra da Gramsci, è un luogo come succede sul mondo arabo, no? Che Gramsci è identificato un luogo in albanese, penso il Basani è del Basan, no? Sa famiglia del suo babbo da Gramsci fin suppridos in Italia si narra una popolazione albanese in Gallo e fai da Gallo questo dialetto che è effettivamente una forma albanese e sono quasi dotto tra Calabria, Campania e in Puglia e supprini in Italia borbonica dopo Mottos in Grecia e su 1820 e ha fatto un trivallo più dedotto come ufficiale esercito avventa i suoi carabinieri se questo è il suo caso del suo mannetto da Gramsci che verosi che muore di giovane e su Vizzo che vede cominciando a studiare legge all'università deve lasciare l'università e che è cagata di un trivallo su primo trivallo cagata adesso è come viene ufficiale sul registro del suo comune ma non in Ales ma in Ghilarza. In Ghilarza conosce questa sa mamma di Gramsci, Peppina Marcias. Però poi se ne è trasferito e si canta tutti vari a Ales e Anthony Gramsci nasce di Noche, ma quando manca un anno si trasferì a Sorgo. Sorgono vede un'aida più importante di Ales, no? Esa zona, pro centro amministrativo, namus. Su babbo, quando Gramsci venne manco 6 anni,
bene di arrestato, però in Arghi vi è mancato in scassa del suo comune. A su che conta Peppino Fiori, mentre affronta su un paesano mio, che su babbo de Gramsci si vede impizzato in politica e ha supportato questo candidato che si narraia da Enrico Carboni Boi, che vede correndo questa elezione del su 1897 contro Francisco Coccorto. Fenta su corso in Bibbia si narra da corso Coccorto, che lo come pro customine. E praticamente Coccorto si lascia in questa selezione e come funziona prima in questo sistema diciamo, clientelare ermeda, funziona prima più de come non è che non esistono più. Una volta che in questa selezione si deve punire suo avversario in una maniera esatta. E questo è su che succede. Come? Chi si nari che l'era furato nono, probabilmente non l'amo sentire mai, che incertezza. Su chi schimus este che cagola quasi 6 anni in galera, che lo mandano a Gaeta. E quindi, ovviamente, Peppina Marcia si te va che le ha tutto sul fizzo, a tanto finisse, e si che va tutto a Ghilarza. E Antoni cresce in Ghilarza, infatti, su sardo che impara da su sardo ghilarzeso, e comincia ad andare a scuola, però da quando fu minore di meda vedi maledo su meda teneva da questo problema, in italiano li narra una spondilite tubercolare che poi effettivamente se venta quando vi manno resta da gobbo pro questo problema di salute, ma fentas pro problemi economici in famiglia si incomincia da Gramsci in scuola è un vago ritardato e poi quando il gallo minoreddo si deve vegliare anno che non è andato a scuola che deve trivallare, quindi studia a banda come privatista li devono tornare a scuola. E Guy entra dopo aver finito sa elementare sus primos studios in Ghilarza e su ginnasio in Santo Lussurgio. Santo Lussurgio che non è stato atteso da Ghilarza ma uno viseggio Guy te che fare è stato allocato da Soluni a Sagenavore e poi a carro andai a tornare ad che con lei su fine di Ghilarza. In scuola essere sempre bravo meda, mancare voi si scuola vi sa che vidi se poi fa che adesso ultimo esame pro che finire sul liceo in Aristanis e che la scuola da che in voto so che non sono dei geni però se uno considera frente al suo contesto familiare sul fatto che si tenia tutti questi problemi economici si dia da che vedono bisogno a bistumeda e non fu solo a bistesa su dei libero e se Peppino Fiori in vita di Antonio Gramsci conta da commenti si fa da tutto sorzoco si lo fa di sassa sola se lo monta io da canzone all'inna vero la S lo conta a fentasi in carchi littera che manda da sorfizzo poi quando finito in calè. Un'altra cosa che fa che quando il minoreddo è che cerca di fare si fa che praticamente in domusua una palestra per cercare di disinfortire un po'. Fisicamente non sa da infortire mai a vero, però una cosa che fa che gli resta è di sviluppare una forza di conca, di mente, ma fenter di sforzo che l'ha da restare tutta la vita e a musabile fenter una volta che magari ne vai da mur dopo come finito in galera tutto il tempo schisse che gola dalle aziende scrivende, tessende e tutto questo problema si schina e stare setti 2 ore senza dire non è una cosa facile. Finito le ha da licenza essa si trasferita a Castello e in Castello finiti la scuola sul liceo Cue comincia a mandare qualche articolo su Unione Sarda su frate Mannu che se n'area da Gennaro in domo l'inarea Nannaro come a Antonio l'inarea Nannino che prima vedi stato in Torino comincia a conoscere un vago di letteratura socialista dai e quindi comincia a mandare cose a Antonio che si legge tutto su che li manda io in Cagliari sono anni su 1908 si scavava a Castello questo anno dopo del Buggerro sono anno che vai a fentasa protesta in Castello e tutto pro su costo della vita su pane tutto vada fermento ma vada più diventa repressione meda e Gramsci Antoni in questo caso
non tiene me da cultura politica, caro, però comincia a sviluppare un paio di interessi. In questo anno mi pare che me da nana che Gramsci o me da sa si che luleana si che leana un Gramsci indipendentista immaginario, però forse sì. Questo è io se tenia da questa idea non dico sia indipendentista, però quasi deve essere la Sardegna come una colonia. Questo fantasticamente in Torino che se vada lettera sa chi scrive che va da della Sardegna come un terreno fertile meda che la namuzzu saena de sabba che li suppridi che muzzu sabba è scraro che narra questa Italia. Se tenia questa idea della Sardegna come un territorio trattato come inferiore in Italia, e cosa gli resta da comunque se pensa che sono anni 20 scrive sulla questione del mezzogiorno. Ovviamente non è una questione solo sarda, è una questione di tutto il sud dell'Italia, no? E la Sardegna però se ne fa che parte senz'altro geograficamente e politicamente assolutamente. Quindi questa cosa se non si pensa da mancare socialista quando vedi Galu in Castello, ma è sviluppata questa sensibilità in generale però di narasa forma in italiano di amornare marginalizzazione via di sfruttamento e di sfruttamento e poveresa assolutamente, e li restano come cosa schisse da afferrare prodotto sa vita che avventa come si fa edda sa de quali sono le cose che fa che ne Gramsci fa male sul mondo. Una delle cose è che giocate scrittuisse su preso gruppi subalterni, magari di questo andiamo a fare dopo. Poi che una busta di studio però su collegio Carlo Alberto per andare a studiare all'Università in Torino e questo succede di su 1911 si iscrive a filologia moderna e a facoltà di litteras e appena subito a Torino che finisce hanno alleato su Mattesi esame per la Mattesi bursa e finì la Mattesi graduatoria conosca da Palmiro Togliatti che per questione familiare sua che ha finito sul liceo e sa zona intatta, quindi isso sono fino a Bardusi in Sardegna e si conoscono in Torino e commente cominciato a girare in Torino tanto ovviamente si comincia problemi economici ormai ma si inseriti comincia a avere un'idea politica per scrare sa con caso lavoro e comincia a conoscere gente in disco come Tasca, come Umberto Terracini che vuole essere un panzer suo quando formano il Partito Comunista, no? Che si influenzano vari Garzonarrere in questo periodo Gramsci comincia a scrivere meda, scrive nel Grido del Popolo Salvanti che vede su il giornale ufficiale del suo Partito Socialista tanto che i comunisti ovviamente non esistevano e sti impizzato meta e scusi di fabbrica del suo biennio rosso li narra in italiano, no? Quindi in Torino per dedotto ma venta in Genova per un poco di spaghi in Milano vada operaio su questa grande industria che si organizzano per concordare l'area su controllo a scontivizzare la produzione proprio e che a tanto e a fente ha cominciato a fare in pubblico vedi un poco connotto si sono ambienti di sinistra di Torino tenete un ruolo importante tanto è vero che questa è la prima volta che venta genere arrestato è una cosa che conta da Peppino Fiori che è curiosamente è che Sarguardia ma venta stotto so che viene in galera che viene sardo in zero di una di messa tutti schian anche più questo gobbo che fa da in sardo di mezzania e che resesse ad accattare una maniera di questionario in calisia persona quindi interessa vari ormeda e fisso calcio e fisso a Juventus e poteva essere su cosa vede in Torino e se vedi o contor dei commenti vista Sardegna che poi se venta studiando filologia è una cosa che è bella è che se manda la lettera più dedotta a sua sorella minore Teresina però gli domandare
cosas de varias variantes de sardo. Non parliamo di questa cosa, però dà un'idea sul fatto che se stai in quella galera probabilmente sardo namus intellettuali che fi qui unico ma vai dattero sardo che fin in galera fenta sprogrimines comune se cazzonare, no? Però isso resesse da cattare una maniera di far dare in calisi a persona. È una cosa che secondo me non sa giù a fenta a comprendere su che Gramsci fa che dopo una volta che viene arrestato. E questo in quale anno si munnende, questo arresto in Torino sa prima volta? Il se ne arrestato tanto sul biennio rosso e da che noi finti sul 1920. Este tipo un fermo che è stato solo una vaia di però ovviamente attando tutto Galu Mussolini non ha alleato su potere in Italia, quindi sicuramente schiana che fini questo schifino attivo se sono ambienti più de manca più radicali, però non se non ottene dattero problema. Tant'è vero che poi l'anno dopo secondo me venta questa scosseggiata fabbrica serve in un pago come una palestra, una prova generale, però creare un partito che su che vi è successo perché sono socialista sono sturati e guys viene un pago in italiano dobbiamo andare istituzionalizzato e non appoggiano sono scosseggiati sono operaio sono commente sono operaio tutto si viene spendendo e quindi sul gruppo King Gramsci, King Togliatti, King Tasca, King Terracini fa che in questa cosa il Livorno Bordiga pure che poi Gramsci in Bordiga nappe 2000 brigasa a livello intellettuale con tierra del partito. Esatto. Ti queria preguntare una cosa sopra di questo, ma a vero este che Gramsci questo partito non lo queria fondare, queria da barrare in intro del suo partito socialista ma lo queria cambiare da intro o este una faula questa pure? Tanto il se non fidi deciso a creare un partito meda come Bordiga che poi diventa segretario, no? Si idea di Gramsci vedi di cercare di impedire tutta la mobilitazione che si è creata che si scusa di fabbrica però non manco riformare ma così che luleare sul partito socialista che si intenzione originaria è questa però poi commenta sicuro comprendere che ormai su partito è superato a un livello di istituzionalizzazione che cantor fin sos operaios che si vengono mobilitados in fabbrica conta pago per la dirigenza e adesso sono i fini dende con cameda tanto a Savini sicuro una buona maniera di cambiare il suo partito il suo 1921 l'anno dopo come rappresentante che essere diretto una figura di importo del suo partito andava in Russia e conoscere Julia Schucht che poi da diventare Muzzere, Andor Fizzasparisi, Delio e Giuliano e Antoni Giuliano non la da conoscere mai in novembre del 1926 è di arrestato dal suo regime fascista e Muzzere dando solo Raida isse ad abitare foto del suo figlio scrive di storia, armeda, litteras proprio venta contos da quando film minoreddo poi sono tutte queste litteras tramite sa connata che diventa da Tatiana che diventa da su tramite casa Muzzere una volta che se l'arrestano si cadono in Russia e isse è arrestato in Roma ma mancare come parlamentare dando bividi si idea dell'immunità parlamentare no? Mussolini questa regola lo frimaia no? L'importa è una meta quindi lo arrestano e comincia da tutto questo tragitto dai Reginaceli poi che li leana a Ustica mancare in Ustica direste solo 40 batter dies hanno fatto un bello film sopra il suo periodo di Gramsci in Ustica e dai VUE che lo picano a Milano, San Vittore poi quando si San Vittore gli danno la sentenza che la prima sentenza in Roma fidi di Gimbannor de Confino poi gli danno al 20 anni che sono finiti quando si in Milano gli danno sul 20 anni di galera che penso al 20 anni so che su intesinato
su procuratore ha domandato che hanno su kerveddu de customine che era tutto per 20 anni, che chiaramente sono fascista si fino a vista che sa abilità di Gramsci di scrivere ma venta di convincere sa gente poteva essere un problema, fizza cominciando a essere un problema. Dunque non è una favola questa pure, la pintesa te la volta questa cosa, pinteso chi il procuratore naredi non lo dobbiamo lasciare pensare a costume, dunque che lo mettiamo a persone procuso, però pinteso pure gente nanni chi non va prova, sa chi non siamo sicuri che ha parlato questa cosa, magari non l'ha nata, però il fatto, sa Savine, su motivo poi ti arrestano a Gramsci, scuso, che non fido uno, prima di tutto non fido un delinquente, ma secondo di tutto non fia manco un politico pericoloso, non per la sicurezza pubblica. Su problemi storici in Gramsci del suo regime fascista, fidi l'abilità del suo di comunicare venta schizzente che veda fuori da queste istituzioni, e questo crea problema armeda di uno comunista venta saputo tosto del Gramsci come può essere Bordiga, ma che gli dai appoda a fare dare questa gente come te venende prima, no? Questa gente cagata in galera, quindi tenere ragione non va a prova che il suo procuratore l'ha pannata questa cosa e magari è diventato un po' questo mito che si creano su queste persone importanti. Però su chi resta che poi Gramsci fa che di Roma, Ustica, Tesinara da Milano, San Vittore, Elba, Turi, quindi a Corza Bari. Tutto questo viaggio è una persona che ha problemi fisici che tenia disse bene non li possono fare, è una cosa che succede quando è in prigione e che la salute sua peggiora da meda e cose che prima magari andavano a tornare diventano cronica, poi quando poi comincia a stare male a Beru che lo trasferi diventa dai Turi a Formia che è agattato un clima che fondamentalmente su problemi che cominciano a essere rischio che non fin solo su problemi a schiena ma viene pressione alta, gotta, problemi a stomaco, poi a fine diventa tisico puro e ovviamente queste sono chiaramente cose che succedono che esse è in galera e queste condizioni che vedi. Però mi pare che come siamo già in trend sul periodo dopo sul 1926 che vedi su periodo che creiamo su fai dare a primo che voi dopo sul 1926 se Gramsci ha cominciato a scrivere questo quaderno del suo carcere per il testo lo diamo una scartolario quaderno che sono su triballo su che come l'hanno reso famoso in tutto il mondo potremmo narrare, no? Certo, difatti ti queria domandare un'altra cosa pure, che è, a poi mi pensavo che Gramsci sia usato più famoso che vesti sul mondo e in dia, se pensiamo in questa storia, non penso che va per un numero di una persona, uomo o femmina che sia, da chi appa da, o che sia connoto commenti a Gramsci, un'altra persona nasce da Sardegna, sarda o no, non può importa poco, però una persona nasce da Sardegna si sia connota come a Gramsci sul mondo, ma proite este famoso questo pensadore, questo uomine, o è il suo mezzo bintichimbe famoso sul mondo, che magari che hanno fatto sul 1925-26, quando il fascista l'arrestene e che lo gettene a galera, non fi è famoso mera, però in dia è diventato una figura di importo in sa politica, ma in materia mera, ecco, poete è importante, Gramsci poeti sul mondo li studiano e lo conoscono. Secondo me su pensamento da Gramsci adappido su successo che adappido in tutto il mondo però batto ragione secondo me. La prima è la vita di Antonio Gramsci, questa è una vita di film potremmo narrare e che non ha pagato fatto un biopic come narrano in inglese, un film sopra la vita di Gramsci dopo in 3 è una cosa che onestamente non riesco a comprendere, è la vita di un episodio cresce in povertà, che fonda il suo partito comunista e diventa parlamentare pure. È la vita di una persona che da quando fu minoreggio ha avuto problemi di salute, ma mancare è resistito a studiare, si è innamorato, ha avuto figlio, è finito in galera e per morto pure. È la vita di un uomo che è diventato simbolo di ciò che ha fatto il fascismo in Italia.
E questo non collega a sa seconda ragione, che è su periodo storico. Gramsci scrive squadernos in tempo ormai pro sa parte politica sua, che in qualche anno si cagola da esa si spera de su biennio rosso, a su di si speru desa repressione fascista. Gramsci scrive in tempo di crisi, e non è una cosa casuale che è in sos anni 70 che si trova de Gramsci comincia a viaggiare e a essere sconnotti in tutto il mondo, che in mezzo zassos questo è un torno a nord di crisi e Gramsci dà una maniera della comprendere questa crisi che è una verde speranza che sa cosa spottana mezz'orale. La terza ragione è la varietà delle cose che si agattano in questo valore di Gramsci e dunque si va da sociologi che hanno impiegato su che ha scritto Gramsci, va da scienziati politici, va da economisti, va da antropologi, va da gente che si occupa di cultura e di letteratura. E va fin gente che più di tutto gli interessa la pratica politica che decide su che ha scritto Gramsci. E la battor de ragione è la maniera di scrivere tutte queste cose. Che su trivallo di Gramsci fa che due cose più di tutto secondo me. A un'ala Gramsci necessita comunicare cose che del marxismo finta a gente che magari non sono studiato ormai, cana lo semplificare troppo sul marxismo, questa teoria. Questa è una cosa che invece da fuori più senza cose che scrive come giornalista. A Satterala, Gramsci che lei ha da cose che interessano a sa gente che non fi studiata, da esa religione a su folklore, per fare due esempi. E l'arfare di entrare sul pensamento marxista in una maniera che gli dà valore e non la considera solo come una cosa di tradizione che erano superata. E fattendo questo, secondo me Gramsci resessi diventa a livager bocare cambornosa sul marxismo, che a pur della rivoluzione russa, che su influenza dell'Unione Sovietica, fi diventato un poco più su schematico. Pro narrare, una delle cose che fa che Gramsci è che scrive meda del suo ruolo della idea, della cultura, dell'ideologia, che non sono solo decise da queste strutture economiche, ma che esse tutto hanno un effetto sopra l'economia. Questa è una cosa più dialettica, sa chi si tiene in conca. E chi se n'era che vivita in Marx e che si è stato un po' corrompita in questi ultimi 20 anni, finta a cercare di scusare su che sta succedendo nell'Unione Sovietica e noi questa idea fin diventava più schematica come viene prima. E quindi in arena che tocca di cambiare l'economia e poi sa conca della gente venia dopo. Gramsci narra che queste due cose non andano pari, è più difficile meda a cambiare queste cose sapere. Questa idea marxista e si scuola marxista è un peso rivoluzionario, possiamo dire, che ha cambiato a Savine la storia del marxismo sul mondo. Non siamo allegando di un pensadore importante in Sardegna e via, o magari in Italia e via, che avete sul Partito Comunista, ma un pensadore che diventava amato in tutto il mondo, finché si procusto. Sì, beh, su che secondo me è storico più importante del suo 1900, Eric Hobsbawm ha scritto un articolo e se metodi Comeda ha fatto una ricerca di tutti i spettatori che sono stati più montofati in materie umanistiche e scienze sociali. E se narra dei che scrivono in italiano tu sospirimo schimbanta non bagatas a Machiavelli, non bagatas a Vico, ma bagatas a Antonio Gramsci. È una cosa che ti fa che comprendere fantasy su che venendo due fantasy un effetto mondiale di questa idea sua, che come si trova alle Gramsci l'Università di Castello che in partnership, che in collaborazione varie che hanno fatto volume su Gramsci in Asia o su Medio Oriente o in America Latina. Cada si sia zone sul mondo dove ha gente che ha letto di Gramsci che l'ha cattato fantasy utile prova che è politica, prova che è pratica politica. Quindi non è solo una cosa di università, questa diventa una cosa che ha più effetto politico a livello di gente fondendo partiti, gente eletti sul Parlamento e tutte queste cose. E cercando di cambiare queste cose in maniera diversa, che questa è una delle cose
che impariamo da Gramsci è che non vado una ricetta che funziona in qualsiasi luogo del mondo, che se tu hai una società che è basata su prate tendisco s'industria a fare che cosa ti servono cose diverse armeda di una società che invece è più su pastorale o che è più su agricola. I sus primos 30 anni del 1900 non bahia marxistas che viene attuando questa cosa armeda e Gramsci lo pone come una cosa centrale della maniera sua di adesso. E questa è una cosa che poi dopo la seconda guerra mondiale come tutti i scrittori di Gramsci diventano più accessibili se non torna pubblicato, no? Quasi tutte le cose di Gramsci che leggiamo come che dovremmo sono vaga quando si vede in prigione la si scrive quando è in Turia in forma quando si comincia a stare male meta sono sardiesi che a su chi schimus nessi lo devono scappare per li permettere di curare e se ha da emorragia cerebrale in aprile su 25 di aprile del 1937 2 giorni dopo si che morì e su che succede è che si è connata come ti gli danno su permesso di andare a secchiare il suo corpo stenne sa bistesa di accellare tutto il suo squaderno a sa ambasciata sovietica in Roma e Gai è che lo sono resistito a osservare casi non disco te devi stesso che invece sa littera sa personale finizza è stata struttura moneta però tutte le cose di Gramsci poi hanno pubblicato dopo la seconda guerra mondiale fenta spruite Palmiro Togliatti che vede amico suo quando viene in Torino questo importante meta per la transizione alla Repubblica in Italia e poi diventa segretario del suo partito comunista poi questo è stato un effetto però come Gramsci è pubblicato in Italia che noi dimus direttamente su squaderno come lo scritto Gramsci ma è curato dai Togliatti in una maniera che lo rende più tematico ma a stessa maniera limitano le cose che Gramsci ha nato che fini indirettamente critica dell'Unione Sovietica e Togliatti questa è una cosa che effettivamente me sta dando vi fi questa idea di Gramsci come persona influente meda a livello intellettuale mancare morto e Togliatti queria da fare in modo controllare un vago l'impatto che Gramsci poteva dare poi queste cose cambiano negli anni 70 come pubblicano tutta la versione integrale del squaderno e in questo Gramsci comincia ad essere tradotto in francese, in spagnolo poi anni 60 e anni 70 in inglese, tedesco e poi comincia ad avventare sul mondo arabo super di anni 70 questa è una cosa interessante che Gramsci si scrivendo in un periodo in area di interregno no? Fini periodo dopo la lotta operaia che hanno creato tutta questa aspettativa e poi però la repressione e su che dopo e spero me di su che vi prima che basa Mussolini, basa sul fascismo, basa stato repressivo per sende su che Gramsci sta scrivendo alla fine poter narrare su progetto suo fidi di cercare di comprendere quali fini sul motivo di questo fallimento che hanno perso speranza che queste cose potevano cambiare in mezzo e tu puoi narrare che sugli anni 70 sono una cosa simile mancare su 68 non fidi un moto operaio però vi viene me da lotta dei mille tippos e cui servero in Europa ma in maniera diversa idee cose simili ai eventi sul mondo arabo e quindi Gramsci in questo periodo resiste da far dare a un pubblico globale e questa è una cosa che è restata e che l'uomo bada gente veramente tu organizza convegni internazionali su Gramsci sa gente viene veramente da tutto il mondo questa è una cosa che secondo me in Sardegna non vi vestiamo quanto vediamo deve spessare che si influenza che questo uomini adappido in tutto il mondo e che si da aria diventa
quasi 100 anni da quando si è morto, come quasi 90 anni. 90 anni, infatti, se l'anniversario è il 27 di aprile del 1937. Torniamo a un pago che abbiamo fatto magari pago su Gramsci uomine, abbiamo fatto meda su Gramsci intellettuale, su Gramsci scrittore, su Gramsci pensadore, su Gramsci politico, che ha vinto un politico. Però è su 1926 se fizzai coiuado, hai azzai due fizzaso, però entrando a prigione nasce un rapporto nuovo che si sviluppa un rapporto più stretto con sa connada, che è Tatiana, che non con sa muzzere, che si naia da Giulia Schultz. Questa è una famiglia di russos che ebreo russos che si aveva conosciuto in Mosca quando vidi in ospedale in Mosca, che è andato come rappresentante del Partito Comunista Italiano a Mosca, però abbiamo fatto di fatto della salute di Gramsci, della debilezza in ospedale a noi che lo vestino in Mosca conosce a Giulia. Giulia è una famiglia solo fian russo, ma fai da in italiano, mi pare di ammentare. Dunque, se ti chiedo preguntare questo, magari contano un po' questo anno in prigione su chi schimus da esa littera, che come taponato leggimus e conoscimus pur magari de sos quadernos, e te persone conoscimus in questo anno, te Gramsci essi da campo in questo anno, vinzas a questa littera. Sì. Una cosa che secondo me essi da tutto questa lettera è che in maniera diversa abbiamo dato prima l'abilità di sua di dare in calisia a persona, ma è una cosa di empatia di narrare in italiano, no? Gramsci Antonio scrive a sa muzzere, sa muzzere gli scrive a incomienzo abbastanza regolarmente e poi sempre più spago. Antonio si abbizza che sa lettera sa muzzere è sempre contenta dei sorfizzer, dei commenti su Creschene, dei commenti Delio, dei commenti Giuliano è stato non è scavato, però che è seguito naus. Però non scrive mai dei commenti stadissa e dei commenti stadissa su che spesso di issa de isse e isse tanto comincia a scrivere lettera che sono ventate un po' più appassionata e su che succede è che il suo tempo va sempre più spago di questo scambio di lettera e Gramsci comincia a soffrire, a far dare sempre in lettera chissà connada, che poi l'ultimo anno di Gramsci diventa veramente sa persona più importante, diventa una amico ormeda, diventa un affetto tra i sorduosi. È una cosa che da esa lettera se che vai a comprendere quanto Gramsci vive una persona sensibile, questo lì dimostra da sa lettera che manda da frades e sorres che gli narra da questa cosa a mamma non la posso narrare che se no li greva su coro, vi sta troppo male, è una persona che pensa da sempre a sa maniera che la gente può se una cosa non la deve narrare per forza, tanto pensa sempre alle sapena della narrare ed te potete fare proprio su che le aziende a questa nuova e sono cose che fanno comprendere che Gramsci diventa come uomini non fidiamo su questo come pensiamo su politico su cinico che è una persona che sta sempre domandando delle sue ipotesi che magari non ha mai ido che li conta Iana sa sorelle sa frate che si vincono aiutato se hanno appena un po' di giorno se tanto li narra amici la ferra sa questo luogo quando abbiamo in orecchio facciamo su giochiamo andiamo a cantare su scantro di verule e poi facciamo su scardito se giochiamo spari
E poi una raiata, come sicuramente tutte queste cose, manco in Ghilarza ci va che in più su. Come te denare, e Ghilarza è uno dei logos che conosco io, che scambiò che spago, ma mancare queste cose manco quella fa in più su. Quindi tenete questa maniera di fare dare questa famiglia sua, che fa che fenta comprendere che se mancare tutti questi problemi rapido che stiano andando in comincio, ventas economico, issa è una idea di quando vi minoreddu issa, di quando vi piseddu, che l'è restata positivamente. È una cosa che quando issa conta, scrive conto a sorfizzos pro che Giulia Billollezza, certe sono cose inventate, certe invece sono cose che gli sono successe, come una volta che nacque andando a Santo Lussurgiu hanno agattato mi pare che una escursione, è una zinia tra Tiligherte e Ramarro, che isse poi fino andato dal professore di Santo Lussurgiu e non è andata cosa che in Sardegna, ma se io questa cosa l'ho pulita. E sono tutto conto che se ho da pizzo fenta per cercare di mantenere un legame che sul fizzo che se non obbediva da quando finì minore dormita per Odelio e che Giuliano non ha mai ido, quindi sono cose che secondo me non fa che ne comprendere fenta su quanto Gramsci aliata come uomini e come persone pure, non solo come intellettuale, come teorico, come politico, questo che querimo. Dove tu e altri magari che ascoltano questo podcast lo potremmo narrare un po' pro le tendenze politiche che teniamo, ma vince pro le famiglie che non hanno pesato, lo potremmo narrare che teniamo un'immagine idealizzata di Gramsci, non bannuddata, non so valdinde, giusto? No. Però proviamo magari vince a demistificare, ma narrare una cosa, ma a vero è che Gramsci via Juventino? Gai narrano, non ho approfondito me, che essendo interista non è una cosa che mi interessa a me di scrivere per me, però narrano che se fidi già tenia interesse a sa Juve quando su frate che come te nelle prima Gennaro ha fatto su militare in Torino. Poi andò a studiare in Torino e si due giras e so ambiente frente dei operai per mille ragioni. Sa Juventus fidi si squadra andiamo più famata, magari più su Torino pure. Mi pare che una cosa andiamo su credibile, però certezza non dà. È una cosa che una destinterista vi è stato più scontento, ma che este Juventino che sa vita rapido è una cosa che mi pare che potrà essere successa e devo accettare, ma li perdoniamo tutto, però penso pure che siamo brullande, però a volte è importante fino a contare questo fatto di un uomine vammato che a Gramsci che magari servono pure per umanizzare questa persona, non a ponato demistificare, giusto a demistificare, ma vi brullende, però vince per conoscere uomini simple, chi fida su convinto un pizzino sardo, chi da Ghilarzi andava a Torino a studiare, è l'ambiente di Torino o via Cussu, è l'ambiente magari di gente meda, chi non fi da Torino e tutto, e si adatta in questo ambiente, si accatta in un ambiente deponare a umanizzare vince che a bordo magari teniamo un pago tutto no, un'immagine idealizzata di Gramsci, però vince un'immagine che lo getta troppo a terra e fa che è una specie di nerd onde fa che è un uomo che non ha dei gusti interessi o minoreddu o sempre studiante o chi le dolia si schina o chi è sempre povero, e invece sa narrare chi è uno Juventino. È una cosa che per me è una cosa positiva di narrare, che è sempre meglio attendere un'immagine più spago idealizzata di quale sia personalità o quale sia pensadore che trattiamo. Come in cada puntata Zalischisi noi sconsigliamo sempre qualche libro da leggere a chi nos ascoltano. Questa volta devo pure consigliare un libro che è Lettere dal carcere, che sa regolita dessa litteras che Gramsci invia da sua famiglia quando vidi in prigione,
però è due si indargano magari così danno scarcate un libro che penso pure chi questo dessa lettera sia più sconnoto, però magari qualcuno chi non l'ha galuletto ma datelo un libro pure che non si può scosizzare. Certo. In questi ultimi anni ho vestito 2 o 3 collezioni adesso sconto su che Gramsci ha scritto per Surfizzo che vi molto bene prima. A me uno che mi piace a me, che è bene illustrato, si narra ti racconterei altre storie sempre più meravigliose. E sul disegno sintro sono di Francesco del Casino, che è uno dei che ha fatto murales meda in Orgosolo. È una bella maniera per vedere come Gramsci cerca di mantenere un legame che Surfizzo e degli si scrivere, degli scontare storie a questi spiselli che crescono in Russia. Della Sardegna sul primo anno del Novecento praticamente. Este bello meda. Secondo me è venta presente manna, se poi uno lo scarica a leggere a Surfizzi che è spuro tanto mezzo. Poi quando se non stiamo facendo più le cose che ha scritto Gramsci, ma cose scritte sopra Gramsci, secondo me la biografia fatta mezzo sul resto da che ha fatto Peppino Fiori, vita di Antonio Gramsci, tanto è vero che si è stata pubblicata in Bindi, Limba, come normalmente cantano ma meta che se fisilanesu poteva diventare fili scrivende in un tempo su che meta della gente che ha conosciuto Gramsci quando fino in Sardegna fino a lui si poteva andare a fare poi se diventava fattende su trovarlo che vi fattende vivendo in Milano tenia a fare maniera di fare dare che gente che invece ha conosciuto Gramsci per mano Gramsci politico e quindi su libro è bene fatto meta pro sul documento su lettera che si necessitano di giocare e a ponere entre su conto ma più di tutto però su conto è tutto però come lo conta in una maniera che pare di un romanzo è un libro che è scritto quasi 20 anni fa che secondo me ha Gallo tutto sapena no più di 20 anni fa sapena di leggere meta Penso pure in che serramos mi pare che l'importanza di questo libro di vita di Antonio Gramsci di Giuseppe Fiori si avvinza di non scontare le storie di Sardegna che al momento che hanno la polizia di chi ha preparato un montone di cose sopra la Sardegna a ultimo dei sottigentos e a primo dei sonnoigentos avvinza a arrivare poi a su 22 e a su tribulu fascista però este vinza imparando la vita di Gramsci impariamo vinza la storia di Sardegna grazie a questo libro. E tanto Roberto di Torro grazie che noi abbiamo fatto una bella resonata sopra i Gramsci e di altre cose spuru e andava che medasa. Grazie Meda a te per aver invitato. Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha lasciato uno scanto a cappioso e legamenes però conosco meglio questa questione che abbiamo gestito di voi e fizza sul riferimento sul libro che ha commentato e che ha mentovato gli ospiti questa puntata e accattate spursa email mea se mi volete inviare pregunte o commenti. Questo podcast l'ha fatto Deo, Alessandro Columbu con l'aiuto dei suoi ospiti e via. Adios.